Allora, buongiorno a tutti. Questa mattina ho avuto un'audizione in Consiglio regionale, la prima commissione, quindi mi sembrava giusto raccontarvi quello che abbiamo fatto e quello che ho raccontato anche alla prima commissione, quello che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni con il nostro piano industriale e quello che faremo nei prossimi 4, le macro linee, le linee guida principali. Allora, intanto da dove siamo partiti? Voi sapete che Insire è una società di informatica pubblica, è la società di informatica pubblica della regione Friuli Venezia Giulia, si occupa di sviluppare un'infrastruttura di telecomunicazioni e fibra ottica e eroga anche servizi molto innovativi alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a tutto il sistema degli enti locali e alla sanità. La giunta regionale nel 2014, con una delibera di giunta, ha dato delle linee guida, delle linee di indirizzo per dirci quali dovevano essere i nostri obiettivi, che ve li riassumo, sono essenzialmente 4. Il primo è quello di efficientare i servizi e di ridurre i costi. Il secondo è quello di completare lo sviluppo della rete di fibra ottica. Il terzo era quello di accompagnare la regione nelle riforme istituzionali che stava per varare, in particolar modo la riforma della sanità e la riforma degli enti locali, e ridefinire il ruolo di INSIEL, portandolo ad essere, in linea con le altre società in-house di informatica nazionali, una società di servizi. Voi sapete che INSIEL è una società che storicamente sviluppava software, era una software house. Quindi ci siamo essenzialmente concentrati su questi macro obiettivi e abbiamo iniziato il piano industriale alla fine del 2014. Oggi in prima commissione ho raccontato quello che è successo, perché sono successe moltissime cose, molte si possono raccontare, molte altre non si vedono anche se le abbiamo fatte. Tra le cose di cui ci siamo occupati abbiamo messo all'interno di un documento che tra l'altro presenteremo oggi in Consiglio di amministrazione e farà parte anche del nuovo piano industriale 2018-2021, una sintesi delle maggiori iniziative che abbiamo raggiunto. Una sicuramente, una tra le più importanti è sicuramente il fatto di aver completato la rete Hermes, la rete regionale Hermes. La seconda è quella di aver avviato il processo che porterà all'attivazione del sito di disaster recovery e di business continuity. Questo vuol dire che la nostra azienda, per la fine di quest'anno, i primi mesi del prossimo anno, avrà un sistema che le permetterà di essere sempre in continuità, qualsiasi cosa accada, su tutti i servizi che eroghiamo. E siamo anche occupati dell'assistenza tecnica per la riforma della sanità e per la riforma delle unioni dei comuni. Vi do alcuni dati. Per quanto riguarda la rete, per esempio, siamo passati da una quindicina di punti hotspot wifi in regione a più di 560. Abbiamo oggi attivi più di 50.000 utenti con un aumento mese su mese molto importante, un servizio utilissimo. Abbiamo, come vi dicevo, stiamo attivando il sito di disaster recovery. Sul fronte della sanità vi do un numero: abbiamo gestito negli ultimi anni più di 6 milioni di referti digitali e più di 14.000 referti sono stati scaricati online, perché voi sapete che oggi potete scaricarvi direttamente dal vostro smartphone, dal vostro tablet o dal computer i referti che fate, e quindi i referti delle visite e degli esami che fate. Vi ho raccontato in un altro video che abbiamo fatto partire un'app relativa ai servizi di emergenza, si chiama Emergenza FVG. Pensate che questa app ha avuto più di 250.000 accessi. Andando poi nel concreto delle attività che sono state fatte, vi dico alcune cose che abbiamo chiuso in questo triennio. Intanto abbiamo cambiato il nostro modello organizzativo, il modello organizzativo dell'azienda. Un'azienda che nel 2014 aveva quasi 700 dipendenti, oggi ne ha circa 660. Abbiamo cambiato il modello organizzativo riallineandolo ad una società di servizi. Abbiamo anche cambiato l'approccio culturale, ovviamente, delle nostre persone, dei nostri collaboratori. È molto diverso sviluppare software dall'erogare servizi attraverso piattaforme cloud. Alcune cose che abbiamo fatto. Pagamenti online. Abbiamo attivato il nodo dei pagamenti, PagoPA, il nodo nazionale dei pagamenti. In Friuli Venezia Giulia ha attivato questo nodo dei pagamenti. Abbiamo attivato il portale dei servizi online al cittadino. Quindi voi sapete che avete un portale dove potete collegarvi, dove potete usufruire di fino a 40 servizi direttamente dal vostro smartphone e dal vostro tablet, ed è un sito completamente responsive. Abbiamo attivato tutta la parte informatica che è servita ai comuni nel momento in cui andavano a creare le unioni territoriali intercomunali.
Abbiamo riformato tutta la parte di gestione del servizio all'utente, quindi abbiamo internalizzato il nostro Customer Service Desk. Oggi ci lavorano circa una ventina di persone, un Customer Service Desk telefonico, ma che nei prossimi mesi avrà un'importante innovazione. Stiamo implementando infatti una piattaforma che permetterà di utilizzare il servizio anche da dispositivo mobile o da web. Abbiamo aiutato la Regione nella riforma della sanità, riorganizzando le aziende, aiutando a riorganizzare le aziende sanitarie ovviamente da un punto di vista tecnico. Abbiamo attivato la refertazione online, ma anche il portale per la prenotazione online delle visite e degli esami. Abbiamo anche collaborato nell'attivazione della nuova centrale unica del 118, più tutta una serie di altre iniziative. Quindi, come vi dicevo, oggi ho avuto l'incontro nella prima commissione del Consiglio regionale, a cui ho raccontato gli sviluppi del piano negli ultimi 3 anni e quelle che sono le linee guida del piano nei prossimi 4 anni. Documento che approveremo oggi in Consiglio di amministrazione, che poi verrà approvato, mi auguro, anche dalla Giunta regionale. Per quanto riguarda i numeri, come vi dicevo, ci siamo concentrati molto anche da un punto di vista di riduzione dei costi, di efficientamento dei servizi, e quindi vi do 3 numeri. Il piano industriale diceva che avremmo dovuto ridurre i ricavi da gestione, quindi cercare di abbattere la quota diciamo della spesa regionale per quanto riguarda la componente di gestione, a beneficio invece di tutte le attività progettuali innovative. Quindi abbiamo proceduto in tal senso, siamo riusciti a ridurre nell'ultimo triennio i ricavi da gestione di 10.300.000 euro, e nello stesso tempo è aumentato anche il valore dei servizi erogati, quindi il perimetro dei servizi è aumentato per un valore pari a 7 milioni di euro, 7.200.000 euro. Quindi possiamo dire che c'è stato un efficientamento in termini di spesa per quanto riguarda Regione Friuli Venezia Giulia di 17 milioni e mezzo di euro. Contestualmente abbiamo aumentato i ricavi da progetto, che sono aumentati di 4,3 milioni in aumento rispetto al 2014, siamo passati da 20 milioni a 24 milioni e mezzo di ricavi da progetto, e il piano 18-21 ci porta proprio sullo stesso livello, quindi cerchiamo di aumentare questo trend, dando quindi maggiore investimento a progetti di innovazione rispetto a costi di gestione di postazioni di lavoro o di applicativi che abbiamo già. Ci siamo anche concentrati sui costi di struttura, quindi abbiamo cercato di ridurre la spesa per il mantenimento della struttura, e siamo passati da una spesa di costi di struttura del 2014 a 10,9 milioni di euro ad una spesa quest'anno da 9,4 milioni, quindi una riduzione di 1,5 milioni dei costi di struttura, che avremmo potuto efficientare maggiormente se avessimo potuto perseguire quel piano di ricambio generazionale che avevamo iniziato e che purtroppo ha avuto un rallentamento dovuto alla normativa Madia sul contenimento dei costi del personale nel comparto delle società a partecipazione pubblica. Direi che questi sono maggiormente i punti che volevo raccontarvi. Per quanto riguarda il personale, abbiamo ridotto l'organico, come vi dicevo, da circa 700 unità nel 2014 alle 670 nel 2017, quindi abbiamo fatto meno 5%. Il costo del personale è passato da 42 a 40 milioni di euro, in una logica di contenimento degli effetti negativi dell'anzianità rispetto all'età dei nostri collaboratori. Per quanto riguarda poi la nostra assistenza agli utenti, abbiamo fatto anche una indagine di soddisfazione dei clienti nel 2016 e che ripeteremo nel 2017, che ci dice che mediamente i nostri utenti sono soddisfatti. Abbiamo raggiunto un punteggio di 78,6 su 100, che è un indice molto buono per società come la nostra, e che quindi ci fa dire che la strada che abbiamo intrapreso è sicuramente la strada giusta. Vi volevo raccontare anche della parte più relativa alla banda larga, che è un tema sicuramente importante che mi viene segnalato spesso, e vi faccio un piccolo inciso. Allora, INSIEL affianca la Regione Friuli Venezia Giulia nella implementazione di un'infrastruttura di rete in fibra ottica ormai da 10 anni, un progetto che ha visto un investimento pubblico di circa 120 milioni di euro
e che oggi ci posiziona tra le prime regioni in Italia che hanno questo tipo di asset. Tenete presente che ci sono anche l'Emilia-Romagna, la provincia autonoma di Trento e pochi altri territori che hanno un'infrastruttura di questo tipo, molto avanzata. Un'infrastruttura che nel nostro caso è la più grande rete di telecomunicazioni in fibra ottica a controllo pubblico d'Italia. È lunga più di 2600 km, collega tutti gli edifici della pubblica amministrazione. Tenete presente che negli ultimi 3 anni siamo passati dal 33% di completamento al 100% di completamento alla fine del 2016 e nel corso dell'ultimo anno e mezzo abbiamo anche attivato il percorso di cessione della fibra ottica non utilizzata ad operatori privati. Questo nella logica di poter abbattere il cosiddetto digital divide, cioè zone della nostra regione dove purtroppo non è ancora arrivata la banda larga, perché sono mancati investimenti privati, essendo queste zone a fallimento di mercato, è lì che è importante che il pubblico vada ad investire. Quindi con la nostra rete abbiamo proceduto alla cessione di questa infrastruttura ad operatori privati. Vi do dei numeri: ad oggi abbiamo già 17 comuni che hanno il servizio di banda larga grazie all'infrastruttura regionale. Entro la fine di quest'anno saranno altri 25 i comuni che avranno questo tipo di connettività. Entro il primo semestre del 2018 altri 58 comuni, portando praticamente entro la metà del 2018 a quasi il 50% dei comuni della regione che avrà un servizio di banda larga erogato tramite infrastruttura regionale da operatori privati. Abbiamo fatto anche degli investimenti sulle zone industriali, ovviamente, perché le imprese sono importantissime, ma l'altro investimento su cui ci siamo concentrati è relativo alle scuole. E per quanto riguarda le scuole, aspettate che prendo un attimo il foglio esatto, eccolo qui. Per quanto riguarda le scuole, noi abbiamo ad oggi su un totale di 1073 scuole attive in Friuli Venezia Giulia, ne abbiamo 157 già attivate, sono il 15%. Entro la fine di quest'anno, quindi durante il 2017, ne abbiamo attivate altre 110. Entro il prossimo anno altre 62, che vanno ad aggiungersi poi al totale delle scuole, che farà parte di un investimento che sta sviluppando il governo attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico per la connettività anche nelle aree più svantaggiate. Questo per quanto riguarda la parte di infrastrutture. Stiamo potenziando il servizio FVG Wi-Fi perché ci crediamo molto. Da questo mese gli studenti dell'Università degli Studi di Udine possono utilizzare la credenziale FVG Wi-Fi su tutti i punti hotspot dell'Ateneo friulano. Stiamo parallelamente immaginando un percorso simile anche con gli altri Atenei e il servizio di FVG Wi-Fi arriverà ad ottobre anche al porto di Trieste, nel comune di Pordenone entro la fine del 2017 e nel 2018 anche nella provincia di Gorizia. Vi do anche delle anticipazioni sul piano industriale 2018-2021 che stiamo per approvare. Allora, intanto c'è da dire che è un piano in continuità, quindi come vi ho detto noi abbiamo intrapreso un percorso dal 2014 di riposizionamento dell'azienda. L'azienda faceva software, l'azienda nel futuro farà ancora software ma non sarà la sua attività principale perché diventa una società di servizi. Il piano nuovo per i prossimi 4 anni porta avanti questo percorso e fa in modo che INSIEL diventi sempre di più una società di servizi, un system integrator che integra soluzioni sue o di terzi all'interno di un sistema regionale integrato. Gli obiettivi che abbiamo nel prossimo piano industriale sono essenzialmente 5, ve li leggo rapidamente. Il primo, come vi ho detto, è quello di riposizionare l'azienda da software house a service provider. Il secondo è quello di aumentare drasticamente la qualità sia effettiva sia percepita dei nostri servizi agli utenti, quindi di aumentare il modo in cui i nostri servizi vengono erogati da un punto di vista di continuità del servizio, di sicurezza e di scalabilità, per renderli ovviamente sempre più rispondenti a quelle che sono le esigenze che vengono manifestate dai nostri utenti. Il terzo obiettivo è continuare il percorso di efficientamento dei costi e la riorganizzazione operativa dell'azienda attraverso una strategia di aggregazione, di integrazione sul territorio all'interno di tutto il sistema informatico regionale. Il quinto obiettivo, direi il più importante, fa parte di un percorso che sta portando avanti in questo momento l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'AGID,
che sta qualificando sul territorio regionale, nazionale dei poli strategici, quindi sta individuando dei siti che abbiano diciamo, attività di data center, ma che abbiano anche erogazione di servizi e che stiano occupando di politiche del digitale, sta identificando dei poli strategici che possano accompagnare Agid e i territori in un percorso che veda lo sviluppo dell'agenda digitale e il suo auspicabile completamento. Il percorso che abbiamo intrapreso nel sistema di data center regionale, che vede il sito primario di Trieste e il sito secondario di Business Continuity Disaster Recovery a Palmanova, è nostra intenzione candidarlo a polo strategico nazionale. Quindi questo è un percorso importante perché sarà, diciamo, il completamento di un percorso di irrobustimento dei sistemi e di investimento che è stato fatto, che ovviamente deve essere messo a patrimonio. È il primo piano che ha una serie di obiettivi e una serie di indicatori, quindi abbiamo inserito degli indicatori che permetteranno di monitorare il puntuale, regolare svolgimento del piano industriale dell'azienda. Ve ne dico alcuni. La percentuale di progetti consegnati in tempo, il numero delle soluzioni integrate, la riduzione dell'obsolescenza tecnica, i tempi medi di gestione delle richieste e delle segnalazioni, il numero dei centri didattici digitali attivati sul territorio, quindi tutta una serie di indicatori che ci permetteranno di dire se le cose sono state fatte, se sono state fatte bene. E direi che è una cosa assolutamente utile per tutti i cittadini della nostra regione. Abbiamo inserito una parte che è dedicata ad indicare quali sono i servizi, le soluzioni e i progetti strategici, quali sono gli ecosistemi, ed è il primo piano industriale di una società di informatica pubblica in-house, quindi regionale o di provincia autonoma, che è stato costruito in linea con il piano triennale di Agid, che sapete è stato recentemente emanato, quindi è il primo documento che incardina al suo interno tutta una serie di linee guida, di ecosistemi e di verticalità che fanno parte del piano triennale di Agid. Per quanto riguarda la parte relativa ai costi, va in linea assolutamente con quello che abbiamo fatto fino ad oggi. C'è quindi un percorso di contenimento della spesa e di efficientamento dei servizi, quindi in riduzione con quello che è già successo, garantendo al nostro socio, che è la Regione, un mantenimento dell'EBIT costante a 2 milioni e un raggiungimento di dato di esercizio sempre positivo, così come è stato negli ultimi 4 anni. Questo per quanto riguarda i numeri. Direi che quindi vi ho detto abbastanza, vi ho detto quasi tutto. Oggi abbiamo avuto quindi, ripetendo, in Consiglio regionale, prima commissione, l'audizione, i risultati del piano 14-17 e le linee guida del nuovo piano 18-21 che abbiamo presentato. Ho trovato comunque una platea, diciamo, soddisfatta. Ci hanno fatto, devo dire che ci hanno fatto anche i complimenti per i risultati che abbiamo raggiunto e che quindi spero che possano essere in linea con il nuovo piano che stiamo per approvare. Saluto tutti quelli che si sono collegati, che stanno guardando in diretta e ci vediamo presto. Ciao!